Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Economai FVG. Cosa frena la ripartenza? Questo è il titolo della trasmissione di questa sera, perché se la ripartenza c'è, è in atto ed è anche molto evidente, e lo confermano ordinativi e commesse per le nostre aziende, d'altra parte bisogna dire che ci sono alcuni ostacoli che la stanno quantomeno rallentando. Ne abbiamo individuati 3 su tutti, ma ce ne sono anche altri, che sono questi. Il primo è quello della mancanza delle materie prime, si fa molta fatica a trovarle, quando le si trovano sono a prezzi assolutamente maggiorati rispetto al passato. 2, la mancanza di figure specializzate per la nostra economia. Le aziende cercano delle figure professionali che non trovano sul mercato. Non parliamo di manovalanza, parliamo di figure specializzate, e questo è un grave problema in questo momento. Il terzo problema, che è un problema invece che ci portiamo dietro da più tempo, è quello che riguarda la burocrazia, che continua comunque a ingessare, a far perdere tempo alle nostre imprese. Insomma, di questo e di altro parleremo nella puntata di questa sera con degli ospiti in studio ed altri che saranno poi in collegamento con noi. Allora vi presento subito gli ospiti di questa sera, a cominciare da Esther Iannis, direttrice dell'ITS Malignani. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui e buonasera a Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Udine. Buonasera Tilatti. Buonasera a te e a tutti i nostri spettatori. E allora partiamo subito da Tilatti. Ecco, il problema delle materie prime, di questi costi che stanno mettendo in crisi le grandi aziende, anche i piccoli artigiani, che poi si riversano anche poi sul consumatore finale. Qual è la situazione nella nostra regione, sapendo che proprio da una ricerca di Confartigianato Veneto si vede come l'aumento delle materie prime sia attorno al 33%, con una ricaduta di 2 miliardi sul territorio. Credo che per il Friuli Venezia Giulia, fatte le debite proporzioni, siamo lì. Come stiamo? Diciamo che questa è praticamente, credo, è una tempesta quasi perfetta, no? Perché le tre cause che che avete indicato poi del freno alla ripartenza sono, diciamo, da una parte prima avevamo il freno della burocrazia, in particolare nel mondo artigiano e nell'operazione lanciata già l'anno scorso del Superbonus, che dava una spinta, andava proprio era propedeutico al lancio del poi Recovery Fund. Quindi la burocrazia prima, poi diciamo la mancanza di tecnici, di figure professionali che potessero fare dei veri progetti, dei progetti fatti bene, in modo che poi il mondo delle imprese li potesse realizzare. Poi alla fine la mancanza, un'altra causa si è assommata, la mancanza di figure capaci di poter eseguire questi lavori, perché in questi 10 anni di crisi molti si sono riconvertiti, molti sono andati in pensione e quindi non c'è stato un ricambio. Non per ultimo questo aumento delle materie prime, che secondo noi, secondo il nostro ufficio studi, è frutto, diciamo, molto di una bolla speculativa, no? Perché alcuni provvedimenti contenuti nel tempo hanno dato ad alcuni player questa possibilità di dire che, diciamo, avevano gli impianti, chi dice che aveva gli impianti in manutenzione, chi la Cina ha fatto incetta di materie prime, comunque tutto sommato oggi ci sono delle aziende che hanno preso degli impegni precedentemente, anche sulla scorta ad esempio nel Superbonus dei prezzi ammessi anche con il preziario stabilito dal Ministero delle Finanze, ecco che oggi si trovano con un impatto ovviamente che va dal 30 anche al 60%. Quello che è peggio, diciamo, che anche i materiali di base, ad esempio il materiale ligneo, cioè il legno, anche questo, che noi c'erano delle enormi quantità derivate anche dalla tempesta Vaia, sono stati comprati da operatori stranieri, quindi sono stati tutti mandati all'estero e oggi siamo nell'impossibilità. Ora io dico che sarebbe ora che un'Europa che parla una lingua sola su alcune
temi anche di politica industriale, che vuol dire le scorte strategiche di materie prime, dovremmo cominciare a pensare e a finanziare anche un magazzino proprio che tenga, non parliamo poi nel mondo tecnologico, cioè tante fabbriche che non hanno le materie di microchip, tutto quello che serve per... Chi è più in crisi in questo momento? Cos'è che proprio non si trova e che sta mettendo a rischio anche il fatto di poter soddisfare gli ordini? L'acciaio, il legno, quindi la plastica, perché nell'operazione, cioè la plastica in generale, ad esempio nell'operazione Superbonus 110 tu rifai le tubazioni di casa e oggi si fanno o in rame o in gabberi, quindi le materie prime dei polimeri non si trovano e quindi ecco che questa crisi è un po' generalizzata non solo a chi ha produzione ad alto contenuto tecnologico, ma anche come chi opera nel settore della casa, del mercato interno, della riqualificazione del patrimonio residenziale o fa dei lavori, diciamo, per rendere green anche i luoghi dove si produce e dove si lavora, perché è un fattore di competitività anche questo, oltre che di difesa dell'ambiente, ecco che siamo punto a capo. Abbiamo i soldi, non abbiamo il resto. È un messaggio anche per i clienti a casa, insomma, se l'artigiano poi vi fa pagare di più, non è che perché specula lui, è perché ha monte... non è così facile, perché questo ha già innescato un contenzioso, una certa tensione fra consumatore e chi realizza, e perché certamente chi aveva fatto i suoi programmi, il consumatore finale, non va a analizzare tutte queste cose, e l'artigiano, quello serio, e ce ne sono la stramaggioranza di ditte serie, non sanno neanche loro come porsi. Ecco, dalla materia prima alla materia umana, potremmo così dire, Ester Iannis, purtroppo le aziende, già da tempo, però forse adesso in questo momento è assolutamente strategico trovare alcune figure che purtroppo ci sono pochissime, ecco, come le materie prime, diciamo, sono talmente rare che è difficile trovarle, un po' le aziende se le contengono. Voi all'ITS Malignani sfornate più che potete tecnici super preparati, ma riuscite a farne un certo numero. Ecco, qual è la situazione su questo fronte? Sicuramente in Italia in generale c'è una certa disaffezione nei confronti delle materie che sono chiamate STEM, le materie scientifiche, matematiche, tecnologiche, che sono quelle che poi offrono maggiori possibilità di realizzazione di se stessi professionale nel mondo del lavoro e che sono, lo ricordo e lo sottolineo molto fortemente, molto adatte alle ragazze che molto spesso invece non guardano a questo settore. Ma se a questa tradizionale, cronica ormai disaffezione si aggiunge un altro problema, che è quello delle figure in qualche modo tradizionali, che noi conosciamo come tradizionali, come quello del meccatronico ad esempio, che rispetto a 10 anni fa si è trasformato completamente. Era già una figura multicompetente che doveva assommare insieme e connettere competenze in ambito meccanico e in ambito automazione, ma questo non basta più assolutamente, è necessario conoscere quelli che sono le metodologie più avanzate di 4.0, parliamo della robotica, parliamo della stampa 3D, ma a questo proprio nel periodo della pandemia si unisce un'altra forte spinta verso quelle che sono l'analisi, la raccolta dei dati, creando delle figure che sempre più hanno dei confini molto limitati tra ad esempio competenze informatiche, IoT e meccatroniche. Sono figure fondamentali sia per la produzione, per la manutenzione, ma sono anche necessarie nella progettazione. Per cui davvero noi facciamo fatica a soddisfare tutte le esigenze che provengono dal mondo aziendale, siamo impegnati costantemente, ed è questa una cosa che è molto gratificante, nell'adeguamento dei nostri programmi e dei nostri percorsi. Questo proprio perché è importante che vi siano sempre più figure specializzate, io direi proprio evolute professionalmente, avanzate, che possano essersi formati nel mondo del imparare facendo, avendo a disposizione macchine di importante valore tecnologico. E questo è quello che gli ITS riescono a fare
e quello che ci dicono riusciamo a fare noi come MIZ. Eh sì, è un periodo sicuramente di forti cambiamenti, diamo anche qualche numero per far capire tutto quello che fate, quanto importante è e quanto è più grande la ricerca di quello che voi riuscite a soddisfare, allora, pur facendo il massimo. Diciamo che noi iniziamo i corsi nel 2011, abbiamo 2 corsi, una cinquantina di studenti, in questo momento noi abbiamo attivi 11 corsi con 250 studenti. Complessivamente abbiamo dato al mondo del lavoro delle nostre aziende, e anche questo è un aspetto molto importante, no? Che le risorse fondamentali, le intelligenze operative più brillanti rimangano qui sul nostro territorio, pur avendo la possibilità anche di fare scelte diverse. Sono più di 500, diventeranno 600 dopo luglio, ma non bastano i settori che ci chiedono innovazione, accanto a quelli che sono tipici del sistema nuove tecnologie del Made in Italy, ci sono quelli dell'arredo, guardando al mondo navale, c'è il mondo dell'energia, della sostenibilità energetica, ma c'è il mondo dell'agrotech e possiamo aggiungerne non dico senza fine, ma con una grande possibilità di apertura. Ecco, sembra quasi un paradosso in un periodo in cui si parla di sblocco dei licenziamenti e di tante persone che debbano rimanere a casa. È vero che sono persone magari meno qualificate, però questo fa capire quanto sia importante investire anche per i propri figli, per dire, in percorsi di studio come questi che poi ti garantiscono un lavoro che non è solo un lavoro manuale, ma che è un lavoro anche concettuale che può dare grandissime soddisfazioni. Se lei mi permette, io la correggo. È un lavoro molto poco manuale, sì, esatto, appunto, nel senso, diciamo che come intendiamo generalmente, non perché il lavoro manuale non sia significativo, ma è un lavoro veramente di alta professionalità, che vede queste figure, oltretutto vede aprirsi davanti a queste figure possibilità di carriere brillanti e molto rapide. I nostri ragazzi ITS escono giovanissimi, quasi il 70% di chi sceglie l'ITS ha tra i 18 e i 24 anni, quindi in 2 anni non abbiamo quasi abbandono scolastico, raggiungono un titolo di studio ma hanno già svolto un lungo periodo in azienda, si sono fatti conoscere, hanno conosciuto l'azienda, molto spesso hanno fatto dei contratti di 6 mesi, un anno in azienda mentre studiavano, pagati con un contratto di alto apprendistato, e quindi sono immediatamente inseribili, possono davvero realizzare, bruciare un po' le tappe dei percorsi professionali. Bene, intanto grazie, ci fermiamo per la prima pubblicità di questa sera e poi avremo anche degli altri ospiti in collegamento ancora per parlare di ripartenza e dei freni che la rallentano. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG stiamo trattando il tema dei freni alla ripartenza. L'ho detto prima anche il presidente di Confartigianato Udine Graziano Tilatti, che servirebbe anche sul fronte della mancanza delle materie prime o dei prezzi che sono schizzati un coinvolgimento da parte del governo e della comunità europea. Concetti che ha espresso anche oggi il presidente della regione Massimiliano Fedriga, intervistato da Andrea Pierini a margine della presentazione dello sviluppo impresa. Sentiamo il presidente. Una delle sfide è legata alle materie prime. In questo momento l'aumento dei costi sta preoccupando le imprese che paradossalmente potrebbero e vorrebbero produrre ma non hanno le risorse. Cosa può fare la Regione e cosa anche il Governo, insomma, in questo senso, come si possono supportare le imprese? Penso che questo sia principalmente un problema nazionale, europeo. Come sapete c'è stato un calo di produzione durante la pandemia, questa non dà la possibilità di avere una sufficiente produzione per la componentistica, le materie necessarie alle aziende dell'Italia e dell'Europa, tutta, sia ben chiaro. Su questo noi abbiamo proprio come conferenza delle regioni deciso di coinvolgere il governo, che a sua volta penso dovrà coinvolgere anche l'Unione Europea, perché sarebbe veramente un'opportunità sprecata il momento della ripresa non avere le materie prime per poter produrre. Ecco, queste le parole del presidente Fedriga. Intanto io vi presento un altro ospite che ci ha raggiunto in collegamento. Si tratta di Sergio Barel, che è presidente del Comet, il cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, ed è anche presidente e amministratore delegato di Brovedani. Buonasera Barel, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi. Ecco, ha sentito le parole del Presidente, tra i freni alla ripartenza in questo momento forse quello principale è proprio questa difficoltà enorme di trovare delle materie prime se non a prezzi veramente alle stelle. Ecco, qual è la situazione anche dal suo punto di vista? Decisamente. Abbiamo un problema con l'audio del Presidente, vediamo se riusciamo a risolverlo. Intanto chiedo a Tilatti, abbiamo sentito le parole di Federica che era un po' il concetto che esprimeva anche lei prima, allora vediamo se intanto riusciamo a ripristinare il collegamento, ecco, su questo. Diciamo che il tema è di immediata necessità di risoluzione, perché diciamo, avere tutto favorevole, diciamo, avere anche trovato anche una certa disponibilità finanziaria e non essere in grado poi di concretizzarla per proprio questa mancanza, ci deve far riflettere anche questa cosa, che comunque alcune cose strategiche, l'abbiamo visto nella pandemia, cioè alcuni magazzini, alcune riserve strategiche devono essere mantenute, come ci sono quelle alimentari per il caso di catastrofi, ci sono quelle energetiche, e visto la nostra dipendenza dall'estero, ci devono essere anche quelle delle materie prime. Ce ne siamo accorti perfino con le mascherine, no? Che una volta Questo si producevano, anche nei materiali che dovevamo aspettare che arrivassero dalla Cina. Poi abbiamo visto i test come venivano fatti, e quindi ecco che su alcuni asset strategici il governo nazionale o addirittura i governi sovranazionali, l'Europa deve essere presente, e allora queste cose non succedono, perché avendo questi magazzini possono anche demolire i tentativi di speculazione. Vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con il Presidente Barel. Eccomi qua, sì. Eccolo, allora, insomma, ritorniamo a questo concetto, insomma, delle materie prime. Prego. C'è una tempesta perfetta, no? Tra quello che è successo, la rottura completa delle filiere dell'anno scorso, dove il mondo si è fermato, magari con qualche piccola differenza temporale tra l'Asia, l'Europa e il mondo americano. La ripartenza è stata per alcuni settori piuttosto, per fortuna, anche veloce, che però ha messo in crisi tutta la filiera, perché di fatto tutte le varie, a partire dagli altoforni, se parliamo dell'acciaio, piuttosto che anche il settore del legno e via dicendo, la ripresa non poteva essere così veloce. Oggi i volumi consumati non sono molto maggiori ante pandemia, il problema è che la capacità produttiva è ancora bassa, non siamo ritornati a fare la capacità produttiva, ci sono poi, quindi c'è questa mancanza, ci sono poi una serie di altri eventi straordinari, la Cina che ha bloccato le esportazioni e si è accaparrata di molto materiale, c'è il tema di alcune speculazioni, perché le materie prime in un periodo di tassi molto bassi sono diventati un bene di investimento, e quindi questo diciamo, crea notevoli problemi, soprattutto sui mercati spot, cioè soprattutto per quelle aziende che andavano a comprare il materiale senza visioni di lungo periodo, per le quali c'è sì l'aumento, ma diciamo c'è un rischio perlomeno contenuto. C'è il problema dei trasporti internazionali, anche per assurdo, quello annunciato ieri, che vengono meno i dazi tra Stati Uniti e Europa, per assurdo penalizza ulteriormente l'Europa, perché avremo gli americani che prima facevano fatica a venire a comprare l'acciaio in Europa, oggi verranno a comprare l'acciaio dopodomani, quindi andranno ancora ad ingolfare la capacità europea. Quindi la situazione è piuttosto critica e non si risolverà a breve. Ecco, diciamo che le notizie delle ultime settimane, che il mondo pensava che nel primo semestre di quest'anno la cosa era superabile, invece sicuramente ce la porteremo a fine anno, e poi si dovrà vedere se questo è soltanto l'inizio di un periodo di inflazione, di superciclo, come lo chiamano o no. Questo è ancora molto difficile, nessuno può dirlo, però sicuramente è un problema pesante, un problema importante. Ecco, qual è il freno principale quindi sul fronte delle aziende della nostra metalmeccanica? Oggi con cosa si scontrano di così insormontabile, diciamo, sul fronte della ripartenza, perché comunque gli ordini ci sono, le richieste ci sono, quindi è quello il paradosso, no? Aver tanto lavoro e non riuscire per un motivo o per l'altro a soddisfarlo. Allora, direi che il tema delle materie prime, in generale dei componenti, mancano anche i componenti elettronici per fare manutenzione delle macchine in questo periodo, eccetera. Quindi un po' tutte le varie filiere mondiali si sono interrotte, quindi questo è un primo problema. Io aggiungo un altro che diventa ancora più importante, che mi sembra che è andato sui giornali nelle ultime settimane,
il tema delle competenze delle imprese, insomma la ricerca di persone con competenze qualificate per affrontare i mercati vecchi ma che sono di fatto nuovi alla ripartenza, proprio perché questa rottura delle filiere rimette un po' in gioco tutti quanti, c'è una grande opportunità di riconquistare quote di mercato, ma bisogna riconquistarle, non è che vengano gratis, e questo servono competenze, serve manodopera qualificata, e questo purtroppo a livello nazionale, il settore meccanico in particolare, ma non solo, è carente e adesso lo paghiamo di più che nel passato. Ecco, su questo punto di vista abbiamo visto figure come l'ITS Malignani o gli ITS sono strategici e possono venirvi in soccorso. Come mai ancora le aziende, però non tutte le aziende, riescono a sfruttare al meglio questa opportunità, a conoscerla, a capirla e a darne corso, anche se voi, e lo vedremo tra poco, insomma, non rientrate in questa casistica fortunatamente. No, come sempre è un paese che deve fare un salto culturale ulteriore e vale per tutti, nessuno è esente, imprenditori, imprese comprese, ovviamente. Investire nella scuola, nella formazione è una chiave importante e non può essere demandata al governo, allo Stato in generale, ma le imprese devono farsi carico, e gli ITS sono proprio quanto Confindustria, insieme con appunto i vari territori, ha promosso, realizzato. Sono ancora pochi perché il numero di diplomati annuali è 1/10 dei tedeschi, quindi sono ancora pochi, quindi bisogna insistere, continuare, e so che il territorio, sappiamo che il territorio sta implementando da parte del MIZ, a Pordenone, a Trieste, diciamo in vari luoghi, varie specializzazioni importantissime per il futuro, e quindi questo serve anche però a portare cultura anche nelle imprese ulteriori che devono, ripeto, investire prendendo i ragazzi. Purtroppo abbiamo un paese ritornato indietro sull'alternanza scuola-lavoro, perché aveva iniziato un percorso 3-4 anni fa, poi è stato anche questo abortito, quindi questo non ha aiutato a questa trasformazione culturale, ma è un altro segnale della difficoltà che il paese fa a intraprendere questa strada di collaborazione tra il mondo della formazione e il mondo dell'impresa. Ecco, Esteriani, sappiamo che tra ITS Malignani e Brovedani c'è una grande collaborazione, così come con tante altre aziende, e dopo, subito dopo la pubblicità, ve lo anticipo, lo vedremo con un caso concreto molto bello, molto particolare. Ecco, su questo fronte fare sinergia è assolutamente fondamentale, riuscire a entrare nelle aziende, anche nelle piccole realtà, e riuscire a far passare questo messaggio. Se cercate delle figure, gli ITS sono pronti a offrirve. Assolutamente, siamo pronti ad ascoltare. La forza degli ITS è proprio quella di poter incontrare le aziende, conoscere i tecnici e insieme a loro delineare le caratteristiche di queste figure. Insieme a loro valutare quelle che sono le competenze dei formatori, perché un altro punto critico che forse magari chi non si occupa di formazione non ha presente è che, d'accordo, noi andiamo sempre verso nuove frontiere di saperi, ma non riusciamo a trovare competenze professionali, quindi non teoriche, operative, da poter mettere a disposizione dei nostri ragazzi in modo tale che entrino nelle aziende immediatamente disponibili per i processi produttivi. Quindi è importante che ci conoscano, ed è importante che si rivolgano a noi, perché solamente nel confronto tra più soggetti cresce il nostro sapere e quindi possiamo dare delle risposte. Tilati, anche per voi il mondo della formazione è fondamentale, soprattutto per il ricambio generazionale. Qui parliamo di artigianato naturalmente, e anche qui come pescate dai giovani dal mondo della formazione, delle scuole, degli ITS? Ecco, io la dividerei sotto due punti di vista. Il ricambio generazionale, devo dire, è un dato per noi soddisfacente, perché il livello di scolarità e di culturale sta elevandosi. Poi abbiamo anche noi la difficoltà di reperire manodopera preparata e diciamo dovremo fare uno sforzo, e in questa direzione avevamo immaginato un bel progetto assieme anche alla Fondazione Malignani e all'altro istituto che è l'eccellenza per la formazione, che è l'Istituto Bearzi di Udine, dove si era immaginato un'ipotesi dove dovevamo formare in contemporanea dei formatori
e contemporaneamente formare anche i ragazzi che entrassero nel processo produttivo. Ma questo è uno sforzo che dobbiamo farlo, l'ha detto bene prima la professoressa Ianis, e avremo ancora un po' di sacrificio perché questi neodiplomati dovranno essere coloro che diventeranno i formatori, quindi le aziende dovranno ancora un po' aspettare e poi alla fine dovremmo anche fare un altro sforzo culturale che noi stiamo tentando di fare anche facendo dei laboratori per le scuole primarie, dove dimostriamo che i lavori manuali, gli antichi lavori declinati anche al digitale, possono dare soddisfazione alle nuove generazioni. Ed è uno sforzo che dobbiamo farlo nella direzione dei genitori prima che dei ragazzi, perché i ragazzi quando vengono a contatto con i nostri maestri artigiani vogliono usare le mani e anche queste nuove attrezzature, però la famiglia è orientata per un tipo di studi che poi alla fine magari li rende disoccupati e infelici a vita. Quindi ecco, ci sono delle azioni che iniziate oggi con intelligenza, come diceva anche il Presidente, ci porteranno i risultati, ma nell'immediato dobbiamo anche governare questa tempesta perfetta che ci porta ad avere disponibilità finanziarie, a non avere professionisti, parlo nel settore dell'edilizia, che sappiano progettare bene e guardare, non avere manodopera e non avere poi alla fine anche le materie prime. No? Oltre aver superato, dopo aver superato la difficoltà burocratica, che è sempre un freno diciamo sempre attaccato, e trovato anche le risorse finanziarie, adesso abbiamo queste cose. Ma poi io credo che però, siccome l'italiano nella situazione di emergenza è capace di uscire, sapremo trovare le soluzioni. L'importante è che i decisori capiscano che le politiche le politiche per la famiglia, le politiche per l'istruzione, per l'azienda non hanno un arco temporale di 3 anni, ma bisogna cominciare a farle di medio e lungo termine. Sì, incrociare domanda e offerta diventa fondamentale. Subito dopo la pubblicità vi raccontiamo un caso che insomma potrebbe fare scuola, nel senso che è un caso da prendere proprio da esempio per tanti punti di vista, ma ve lo raccontiamo con la protagonista tra poco, dopo la pubblicità. Con Economai FVG abbiamo parlato dei freni alla ripartenza, abbiamo parlato della mancanza di materie prime, ma soprattutto la mancanza di materie umane, perché le aziende fanno fatica sempre di più a trovare alcune figure specializzate, però se si mettono insieme enti di formazione qualificati come l'ITS Malignani e aziende che vogliono investire sui giovani, allora non si sbaglia mai. Ne è un esempio appunto quello che vi raccontiamo adesso, che è nato tra la collaborazione dell'ITS Malignani e Provedani, e diamo il benvenuto a Elena Lattanzio, che oggi è responsabile dell'assicurazione, controllo qualità del plant Provedani, pur essendo giovanissima dopo aver fatto il percorso proprio all'ITS Malignani. Buonasera Elena. Buonasera. E allora ci racconta questa avventura anche per testimoniare come è un lavoro assolutamente da donne, perché non c'è molta differenza tra essere uomo o donna in questo caso, e che l'ha portata pian pianino a entrare in un'azienda e a scalare anche le gerarchie, avere oggi un ruolo di responsabilità, ecco, in un'azienda assolutamente importante della nostra regione. Per gioco e poi si è scoperto effettivamente avere delle grandissime opportunità e quindi ho deciso di seguirlo in maniera con molta attenzione, ecco. Quindi direi che uno dei grandissimi punti di forza è appunto il fatto che ci permettono di fare dei periodi di stage nelle aziende durante i corsi, e quindi riusciamo a vedere anche l'atto pratico di quello che durante i corsi di formazione ci insegnano. Finiti i 2 anni di ITS, poi ho fatto un periodo di tirocinio in Provedani e dopodiché ho conseguito questo periodo di apprendistato dove è iniziata la mia crescita professionale, e con un po' di impegno e di passione e delle grandissime opportunità che l'azienda mi ha dato sono riuscita ad arrivare come responsabile di stabilimento. Ecco, perché ha scelto l'ITS? Che idea aveva quando si è iscritta? Questa è una bellissima domanda, perché non avevo un'idea molto chiara di che cosa andavo a fare. Diciamo che l'ho scoperto un po' vivendo.
come le ho detto prima, l'ho iniziato così, un po' per gioco, perché avevo intrapreso l'università, però stavo vedendo che non mi stava dando quello che in questo momento stavo cercando, e quindi ho deciso di intraprendere un nuovo modello di studio e di formazione che poteva prevedere l'abbinamento tra lo studio e la parte pratica. Direi che la parte pratica è proprio uno dei punti di forza dell'ITS, che poi è un grandissimo aiuto nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro. E le armi che dà, come dicevo prima, danno la possibilità anche di fare carriera abbastanza velocemente, quindi immagino che lei abbia, tra virgolette, le proprie dipendenze, anche persone che lavorano lì da più tempo di lei e che comunque lei gestisce e coordina anche in virtù di quello che ha imparato poi sui banchi di scuola, diciamo. Certo, ha dato delle grandissime opportunità, sicuramente ci sono delle persone che hanno più anni lavorativi di me, però devo dire che è un bellissimo ambiente, quindi siamo un'ottima squadra, e anche se hanno più anni di lavoro di me, insomma, hanno accettato il mio ruolo. Ecco, a Ester Yannis vedo che brillano gli occhi, perché questo è uno degli esempi, insomma, diciamo così, modello di quello che è, però insomma ci sono tantissime altre storie. Questa sera abbiamo scelto quella di Elena, ma insomma figure che sono entrate nelle nostre aziende ce ne sono tante, vero? A me brillano gli occhi perché come donna mi rendo conto, avendo diretto molte scuole tecniche professionali, che questo mondo affascinante e ricco di opportunità e di carriera è lontano dalle ragazze. E quindi io, quando ero già dirigente scolastica, dicevo alle mamme: guardate, non esiste solamente la professione di aiuto, la segretaria, altre cose, e guardate che le vostre figlie hanno delle possibilità enormi e devono, col vostro aiuto, il vostro supporto, intraprendere le carriere del futuro. Quindi da questo punto di vista sono contenta, da un punto di vista personale proprio, di genere, e naturalmente anche da un punto di vista professionale, perché Elena in breve tempo ci ha dimostrato al MIT o agli ITS, come in tantissimi altri casi, che il tecnico superiore non è un qualunque operaio specializzato, ma è davvero quello che un tempo avremmo chiamato il quadro intermedio, quello che ha le competenze sia del fare ma anche della visione generale, e che riesce a colloquiare con i diversi livelli, mettendo a disposizione un'altra cosa importante che noi cerchiamo di curare nel MIT, che sono le competenze trasversali. Per gestire gruppi di persone è necessario avere la competenza della valorizzazione degli altri e della costruzione della squadra. Credo, Elena, vero? Confermo. Presidente Barel, si vede che se si hanno dei giovani e che sono bravi, basta dar loro fiducia e i risultati si vedono. Ecco, quanto al di là del caso specifico, insomma, questa sinergia è fondamentale, e quanti altri esempi potrebbero esserci poi in futuro come quelli di Elena da voi? Ma guardi, io dico sempre che siamo in una trasformazione del mondo industriale, manifatturiero, che è così importante nella nostra regione. Ed è una trasformazione che chiamiamo digitale, ma che in realtà è una trasformazione culturale, con lo strumento digitale che sicuramente impatta. E abbiamo bisogno, e questa è una novità nella mia generazione precedente, di farlo contemporaneamente con i giovani, perché hanno molta più facilità di me, di chiunque altro della mia età, della nostra età, nell'adoperare queste tecniche e nel posizionarsi e nel relazionarsi con questi nuovi strumenti e questo nuovo modo di lavorare. Quindi c'è assoluta indispensabile l'avere i giovani in fabbrica. E parallelamente bisogna continuare ad educare, a riformare anche le persone, i quarantenni, i cinquantenni, che tra l'altro, come ha detto prima Elena, è anche compito di questi giovani, quindi hanno anche un compito decisamente superiore rispetto alla nostra generazione passata. Però bisogna fare le due cose insieme, non c'è più tempo per poter fare una soltanto, e bisogna farle insieme in poco tempo, e la collaborazione con le scuole è l'unica strada che abbiamo per portare queste culture, per accelerare queste nuove culture in azienda. Quindi per me è una strada obbligata che porta però dei risultati. Borgoledani in questi 3-4 ultimi anni ha ringiovanito, perché Elena è giovane ma i suoi colleghi non sono molto più anziani di lei.
diciamo, c'è una nuova squadra di giovani che oggi guida gli stabilimenti qui a San Vito e Tagliamento per la qualità, per la produzione, per la manutenzione, per la logistica, e questa è la grande forza che dà futuro, ma è futuro basato su metodi, strumenti, approcci completamente nuovi, quindi questo che avrà lunga vita di sicuro. Ecco, se fossero disponibili, quante e quali figure adesso ricerchereste, diciamo, in Brovedani sul mercato? Allora, sicuramente abbiamo le figure che riguardano soprattutto il governo dei processi produttivi, quindi i tecnici, gli attrezzisti, i preparatori di processo, le persone che hanno le tecniche di problem solving come Elena, diciamo, nell'affrontare le problematiche vicino al processo produttivo, perché il suo lavoro è un lavoro in mezzo alle macchine, in mezzo alle persone, diciamo, da coprire i vari turni operativi. Quindi persone che sappiano governare questi processi con metodi nuovi, quindi competenze tecniche di base, trasversali, come diceva correttamente la professoressa Ianis, perché oggi si lavora di squadra, per cui o si è capaci di stare in team, di parlare con persone di cultura e anche di formazione diversa e di età diversa. Ecco, queste sono le competenze importanti che scuole come gli ITS, MIZ, quello, diciamo, dell'informatica Pordenone, il logistico, il tema dell'habiting e via dicendo, gli aprono la mente a tutte queste nuove realtà industriali. Ecco, abbiamo sentito prima le parole del Presidente Fedriga, adesso vi facciamo sentire quelle dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, proprio su quelli che sono questi freni alla ripartenza. Sentiamo. Tema importante, tema difficile, tema fortemente dibattuto. Abbiamo degli aumenti in percentuale a doppia cifra, e oltre che alla difficoltà di reperire le stesse, quindi non solo una questione di prezzo, è proprio anche una questione di avere a disposizione la materia prima. Guardate, noi abbiamo dei numeri in questo primo trimestre, sto attendendo con molta attenzione e interesse il semestre, ma che ci dicono che c'è stato un effetto di ripartenza molla molto importante. Il tema della manodopera specializzata e materia prima carente rallenta le nostre potenzialità, cioè noi avremo delle potenzialità di crescita addirittura superiori. Speriamo che, insomma, dopo questa fase iniziale, dove indubbiamente i mercati internazionali sono stati un po' squilibrati a seguito della pandemia, si ritorni alla normalità, quindi ci sia una riflessione verso il basso dei prezzi e ci sia la disponibilità della materia prima. Ce lo auguriamo. C'è qualcosa che la Regione può fare? Difficile perché è un quadro naturalmente internazionale. Un supporto in qualche modo? Ma guardate, il supporto noi alle imprese lo diamo, è chiaro, ma bisogna essere onesti in questo. Tu non riesci come Regione Friuli Venezia Giulia a determinare prezzi di componentistica che vengono dettati a livello internazionale, né tantomeno la produzione. Ecco, quello che noi stiamo cercando di fare è far sì che le filiere produttive vengano riportate per intero in Friuli Venezia Giulia, tradotto avere a disposizione a chilometro zero, tra virgolette, le materie prime. Sul fronte invece della manodopera specializzata? Sulla manodopera specializzata la mia collega Rosolén sta facendo un grandissimo lavoro con la sua direzione centrale. La Regione ha sempre messo a disposizione diversi milioni di euro ogni anno per la riqualificazione e la formazione del personale. È un processo anche questo che deve essere condiviso a più mani, a più parti, quindi Regione, sindacati ma anche imprese. Stiamo lavorando. Ecco, Tilatti, queste le parole di Bini, anche lui sottolinea come la ripresa sia comunque forte, ecco, si vede però sul campo. Beh, diciamo noi in alcuni settori che, diciamo, il manifatturiero è legato anche alle grandi aziende che poi esportano, poi il mondo anche nel mercato interno, nella filiera della casa, diciamo c'è una forte domanda che proprio alla quale oggi non riusciamo a dare una risposta. Ci sono alcuni settori che ormai, alcuni mestieri che per effetto di questa crisi che ha accelerato la uscita di scena di alcuni mestieri, di alcune attività, ma per il resto possiamo guardare con serenità, diciamo, una volta che avremo risolto questi problemi, ma chiaramente chi fa l'imprenditore, apre la saracinesca al mattino, è un ottimista, sa che troverà problemi, che deve risolvere problemi e che dopo che ha risolto quei problemi ne troverà ancora altri, e quindi siamo degli ottimisti e dei fiduciosi. Confermo che ci vuole questa netta collaborazione
collaborazione anche con il mondo della scuola per la formazione, per diciamo, la risposta esatta fra offerta formativa e richiesta formativa. Uno sforzo culturale anche diciamo, verso le famiglie per dire che ci si realizza non solo facendo i licei o cose di questo genere, perché la cultura è un fatto positivo, e confermo anche un dato che il nostro centro studi ci dà. Oggi gran parte nel ricambio generazionale, oltre che all'aumento della scolarità, ma abbiamo anche un cambio di genere, come diceva prima la professoressa. Il mondo femminile sta prendendo in mano le aziende che una volta le prendeva solo il figlio maschio, che quindi con determinazione quindi sanno fare scelte, conoscono i processi produttivi, e quindi la cosa va. Non a caso vediamo l'eccellenza nostra, l'ITIS, il presidente e la direttrice sono due donne che sono determinate, e ancora, guarda caso, nell'altro istituto la preside è ancora una donna, e quindi vedete che il mondo sta cambiando. Da noi, diciamo, l'imprenditoria femminile sta veramente dando dei grossi risultati in termini culturali, di qualità e di innovazione. E allora di questo parleremo subito dopo quello che è l'ultimo blocco di pubblicità, tra poco. Ultima parte di Economai FVG, abbiamo concluso prima con l'intervento di Tilatti, che sosteneva come anche nel mondo artigiano la figura, le donne insomma si stanno mettendo in mostra. Volevo sapere dal Presidente Barel come siamo a quote rose in Brovedani. Allora, sono contento di aver presentato Elena, perché è molto difficile, la meccanica. Da 12 anni sa che io conduco una battaglia per le donne nella meccanica, perché la meccanica innanzitutto non è più quella di 20 e 30 anni fa, no? Diciamo che meccanica è bello, in imprese come la Brovedani non solo il lavoro fisico ormai è sparito, ma è un lavoro di conduzione, di processi produttivi, come dicevo prima, di impianti, e quindi dove le donne possono veramente dare qualcosa in più per, diciamo, formazione, quindi nel mondo digitale ci sono tutta una serie di elementi, sono delle statistiche ormai pubbliche a livello mondiale, dove la parte femminile potrebbe avere un grande vantaggio, e quindi questo noi siamo quindi indietro, voglio dire, e quindi spero che Elena possa fare dei proseliti, no? E quindi avere ancora più, e soprattutto nelle scuole, diciamo, poter fare in modo che molte più ragazze si avvicinino all'ambito manifatturiero, all'ambito produttivo, che ripeto ha bisogno, e non penso che potremo cogliere una ripartenza senza aumentare il tasso di occupazione femminile anche nel mondo della meccanica. Penso che sarà impossibile continuare ad essere un paese manifatturiero se non faremo questo salto. Ecco, allora chiedo proprio ad Elena Lattanzio, che ricordo che è diventata responsabile del controllo qualità nello stabilimento Brovedani di San Vito al Tagliamento, come convincere altre donne che si può fare? Altre ragazze? Ma secondo me bisogna dimenticarsi il vecchio concetto della meccanica. Come diceva l'ingegner Barel, noi facciamo, sì, c'è la meccanica, ci si sporca le mani, ci sono tutte queste attività, ma ci sono tantissime attività di problem solving, di guardare il dettaglio, di essere molto meticolose. Direi che sono tutte delle caratteristiche che delle donne hanno, e quindi non dobbiamo aver paura di metterci in gioco. Ecco, allora complimenti anche per quello che ha fatto e quello che sta facendo, complimenti anche per le aziende che naturalmente investono e scommettono sui giovani, e naturalmente è inevitabile che se non riusciamo a risolvere questo problema la ripartenza sarà sicuramente frenata, perché se non abbiamo le figure nel momento giusto, al posto giusto, in grado di risolvere i problemi e di cambiare anche lo scenario e saperlo interpretare, uno scenario che sta cambiando così rapidamente, sarà complicato affrontare questo periodo post pandemia. Abbiamo girato le domande, quelle sul freno della ripartenza, anche un altro imprenditore, Paolo Vernier, che è il presidente di MIDI, un'azienda di componenti d'arredo di alto design di Cordovado, e sentiamo che cosa ci ha detto lui sulla ripartenza e sui freni. Vediamo. Effettivamente dopo la ripresa, qualche mese fa,
si sono veramente esploso il mercato, ci stanno arrivando parecchi ordini, però la difficoltà della materia prima è vera. Ma non solo, manca la materia prima, i prezzi sono raddoppiati in alcuni settori, parlo del ferro, parlo della plastica, del legno, cioè abbiamo avuto degli aumenti notevoli con questi materiali. Stiamo cercando di sopperire, ma facciamo molta fatica perché non si trova materiale, perché manca proprio il materiale. Noi per le ferie abbiamo parecchi ordini, parecchie consegne da fare, speriamo di riuscire a mantenerle tutte. Per quanto riguarda invece la mancanza di manodopera? È nato un bel problema. Ultimamente abbiamo grossa difficoltà di trovare manodopera, ma soprattutto manodopera non manovalanza, ma manodopera specializzata, tecnici, gente che sa lavorare, gente che conosce la materia, che conosce il nostro lavoro. Abbiamo grosse difficoltà di trovare e di reperire queste persone. Che tipo di persone, di figure sono? Ma sono tecnici soprattutto, tecnici per gestire il controllo numerico, per gestire la produzione, per fare disegni tecnici, ma anche manovalanza per assemblare il nostro prodotto, anche perché non è un prodotto molto semplice. Facendo un prodotto di qualità, un prodotto di design, abbiamo bisogno di gente che sappia veramente fare questo lavoro, no? Perché bisogna curare il dettaglio, bisogna curare la qualità, non è facile. Ecco, senza questi freni che ripartenza sarebbe? Insomma, come sta andando tutto sommato? Ma sta andando bene la ripartenza, io vedo, ma non solo noi, un po' tutte le aziende del nostro settore hanno parecchi ordini, quasi tutte, insomma sta esplodendo il mercato. Probabilmente il fatto di essere stati fermi tutti questi mesi, la gente ha bisogno di muoversi, ha bisogno di investire, non ha speso, per cui adesso spende. È solo che si sono accumulati tutti nello stesso periodo. Secondo me questo è un picco, credo che tra qualche mese comincia a scendere questo bisogno di materiale, questo bisogno di prodotto. Ecco, queste le parole di Paolo Vernier. Barel, quanta rabbia fa il fatto che ci sia il lavoro, che ci siano i soldi e che non si possa avere una ripartenza come lo vorremmo a causa di questi freni? In un mondo veloce, che ha fatto della velocità il vero grande cambiamento, la vera grande rivoluzione di questi ultimi anni, perché il mondo è sempre stato soggetto a trasformazioni, ma mai con questa velocità, è un problema, è un tema, come diceva lei, rabbia, però ci invita come sempre a guardare più del passato più lungo nel tempo, quindi cogliere l'opportunità. È vero che bisogna vivere il momento, non c'è alternativa, ma almeno non perdiamo questa occasione per investire sul futuro. Avremo a disposizione quantità economiche spaventose a livello statale, a livello europeo, che non ne abbiamo mai avuto in passato. Cerchiamo di investirle in settori, in attività di lungo periodo e soprattutto puntando sui giovani, e soprattutto nel nostro paese, dove spesso invece abbiamo fatto politiche molto più mirate, diciamo, ad età diverse, ad età più avanzate. Penso che mai come in questo momento bisogna puntare sui giovani, che però purtroppo sono stati spesso anche danneggiati e non indirizzati anche nel percorso giusto, perché per indirizzare bisogna iniziare dalle scuole elementari, dalle scuole medie, come diceva prima il Presidente. Bisogna iniziare da presto per fargli capire che il mondo del lavoro, recuperare certi valori anche che sono tipici del mondo del lavoro manifatturiero e che colpevolmente abbiamo un po' perso in tutti questi anni. Ecco, ce ne ha parlato Tilati prima. Com'è la situazione nel vostro settore per quanto riguarda la burocrazia? No, la burocrazia, direi che noi lavoriamo molto con l'estero, la burocrazia del paese, quella c'è, però io non l'ho mai considerata come un grande freno. Sì, è un peso, è un costo, diciamo in termini di tempo sicuramente, ma non è mai considerata un grande freno per il mondo, diciamo, manifatturiero. Sono ben altre le problematiche che sono più urgenti da affrontare, che sono quelle che frenano la ripartenza e in generale lo sviluppo dell'impresa, che poi il sviluppo dell'impresa insieme al sviluppo del territorio, perché poi alla fine le due cose non sono separate. Adesso le mettiamo sotto la voce della sostenibilità, del green e via dicendo, ma in realtà era il buon connubio tra impresa, lavoro, territorio, società che non deve mai mancare, che anzi la pandemia, se ce n'era ancora bisogno, ha risottolineato nella sua importanza.
Ecco, Ester Iannis, visto che insomma, i tecnici che fornite alle aziende sono più che graditi, avete deciso di ampliare anche l'offerta per il prossimo anno? Sì, diciamo che manteniamo la centralità dei corsi del sistema meccatronico, arricchendolo di contenuti nuovi, guardando su tutto il mondo anche della meccatronica, alla manutenzione predittiva, realtà aumentata, realtà virtuale, ma cerchiamo di rispondere alla richiesta di tecnici altamente specializzati, formati e operativi nell'ambito dell'efficienza energetica, con uno sguardo proprio alle aziende, quindi l'impiantistica industriale, sia specializzata del settore ma anche trasversale. L'altro mondo è quello che ci sembra molto tradizionale, almeno se lo guardiamo da lontano, è il mondo della produzione agraria, in questo caso abbiamo la viticoltura, che è un settore che disperatamente sta cercando figure capaci di condurre e di mettere a pieno frutto ciò che le grandi macchine nuove di automazione, di raccolta dati offrono e che purtroppo il mercato molto spesso di soggetti che offrono prestazioni, ma molto spesso provenendo dall'estero con livelli anche di formazione non sempre adeguati, non è in grado di dare. Quindi due grandi opportunità che vanno a arricchire il mondo della meccatronica. Io aggiungerei, forse, spero di non dire cose errate, ma il mondo della meccatronica è estremamente creativo in questo momento e quindi offre spazi di realizzazione da questo punto di vista ai giovani impensabili. Quindi non è il mondo che abbiamo forse letto o che viene raccontato, ma è un mondo assolutamente a disposizione della vostra capacità imprenditoriale di creare progetti, prototipi. Allora vorrei chiudere con Elena Lattanzio e chiedere a lei come vede questa ripartenza, ecco, dal suo punto privilegiato, diciamo, di responsabile del controllo di qualità di uno stabilimento importante come quello della Brovedani. Ecco, la sua visione di questa ripartenza, ecco, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma speriamo di aspettarci il lavoro che c'è negli ultimi mesi, ce n'è tanto, dobbiamo essere bravi a mantenerlo. Negli ultimi anni le richieste dei clienti nel nostro settore sono aumentate, pretendono sempre più qualità e quindi dobbiamo cercare di continuare a fornire tutta la qualità che loro ci richiedono. Bene, allora speriamo che questi freni alla ripartenza possano cadere velocemente. Io ringrazio molto Elena Lattanzio, ringrazio Sergio Barel, presidente del Comet e presidente amministratore delegato di Provedani, grazie a Ester Iannis, direttrice dell'ITS Malignani, per essere stata con noi e grazie anche a Graziano Tilati, presidente di Confartigianato Udine. Speriamo appunto che insomma, questa ripartenza possa proseguire spedita perché ne abbiamo veramente tutti bisogno. Questa puntata di Economai FVG finisce qui, grazie alla regia di Gian Domenico Ricci. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.